Il cane dei Vignaga è tornato da solo trascinando il guinzaglio e ha dato l'allarme. Angela, la quindicenne che fino a poco prima quel guinzaglio lo stava tenendo, forse dormiva già senza vita sull'erba di un campo a bordo di via Broggia a Castello di Arzignano, a 300 metri da casa. Era successo che poco prima, verso le 21:30, Angela Vignaga stava rientrando a casa da una passeggiata con il suo amico a quattro zampe, quando è stata falciata alle spalle da un'auto in questo tratto di strada collinare. L'investitore è fuggito e non si è fermato a soccorrerla. Ci hanno pensato per primi altri rari automobilisti, tra questi una infermiera e un medico, poi la squadra del 118, ma non c'è stato niente da fare. Angela avrebbe compiuto 16 anni il mese prossimo, era la più grande di 3 fratelli, frequentava il liceo Da Vinci ad Arzignano. Le indagini sono in corso per identificare l'omicida stradale che in più non ha chiamato i soccorsi. In zona non ci sono telecamere pubbliche. I carabinieri della compagnia di Valdagno e gli uomini della polizia locale hanno acquisito immagini da telecamere di privati. Li aiuta il fatto che quella via, nella direzione in cui è avvenuto l'investimento, porta solo a Nogarole Vicentino, oppure alle case della stessa frazione di Castello. Le forze dell'ordine potrebbero essere quindi vicine all'arresto di un indiziato di omicidio e omesso soccorso.